dell'anno vissuto da chi vive nella golena del Piave. A 2 mesi dalla fine del fiume nei comuni coinvolti si continua a pulire e questa sera si festeggerà lontano da casa. Terribile incidente ieri mattina in via Calnova Cessalto, un furgone si è schiantato contro un platano, perde la vita il conducente, un 53enne del posto. È stato recuperato in mattinata l'aereo precipitato ieri sul Piave, illeso il pilota che ha confidato: è la seconda volta che precipito con questo velivolo, adesso basta, lo rottamo. Ladri scatenati stanotte alla chiesa di San Bartolomeo di Breda, rubate le offerte, ingenti danni agli infissi, alle porte della sacrestia e del vano riscaldamento. Nascosta nella cintura la pistola Magnum rubata nel veneziano e nello zaino attrezzi da scasso. Capodanno in galera per 2 albanesi di 35 e 21 anni arrestati dai carabinieri. Ieri l'approvazione in finanziaria della tassa di soggiorno a Venezia anche per i turisti mordi e fuggi, e subito sono sorti dubbi. I veneti dovranno pagare, dall'assessore Caner arriva una proposta. E questa sera alle 21:15 su Antenna 3 gli auguri di fine anno del Presidente della Regione Luca Zaia con le nuove sfide del 2019 tra autonomia e la ripresa della montagna devastata. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Sono ore di preparativi, pronti tutti a salutare il 2019 ormai alle porte. Non è così per chi vive nella golena del Piave, perché a 2 mesi dall'esondazione del fiume quello di oggi è stato un giorno come gli altri, passato a pulire per cercare di tornare a vivere in quelle abitazioni al momento ancora vuote. Sarò ospite anche questa sera come a Natale, infatti la mia famiglia mi ha anche aiutato, gli amici mi stanno aiutando. Io non lo faccio neanche, non ho fatto Natale, non faccio neanche l'ultimo dell'anno, un giorno come tutti gli altri. Anche perché quando hai gli altri problemi non penso che ti viene tanta voglia di fare, sì, festa diciamo. Per la signora Elisabetta, come per molti altri residenti della golena del Piave, sarà un ultimo dell'anno fuori casa, ma non per i festeggiamenti, ma perché le loro abitazioni sono tutt'oggi inagibili. 2 mesi dopo l'esondazione del Piave, con l'acqua e il fango che hanno invaso campi e abitazioni della golena, si continua a lavorare per ripulire. Abbiamo limo dappertutto, fango dappertutto. Se dopo andiamo a vedere all'interno le pareti che noi stiamo asciugando in questo momento, adesso stanno scoppiando tutte quante, qui ci vorranno un paio di 2-3 mesi per asciugature bene le pareti. Anche oggi, mentre in molte case sono in corso i preparativi per il veglione di Capodanno, qui da Ponte di Piave a Zenson si lavora per poter rientrare quanto prima nella propria abitazione, laddove sia possibile. Qui abbiamo dei nuclei familiari che neanche non si pensano all'internamente di entrare, addirittura quelli che hanno le case, che hanno le travature di legno, devono essere abbattute, rifatte nuove. Si viene avanti e indietro perché di sopra abbiamo la roba per poter cambiarsi anche, sì, sicuramente mesi perché finché non si asciuga non puoi fare niente. Finché non asciughi tutto, i muri e tutto, perché continua a venire sempre fuori acqua. È venuta dentro da poco tempo, sarà 15 giorni, 20, che abbiamo ripulito un attimo dentro e che la situazione insomma è un po' così precaria. Ecco. Sono ospite, sono fuori di casa, qui fino a quest'estate non potrò venire, chiaramente. Adesso abbiamo fatto un po' una stima dei danni, penso siamo attorno ai 40.000 euro circa. C'è poca voglia di festeggiare in golena. Si spera che il nuovo anno faccia dimenticare il 2018 e porti con sé anche qualche aiuto economico. Un po' alla volta speriamo insomma, di avere anche un qualche aiutino, se fosse possibile. Mi sembra che per il momento non ho visto nessuno a venirci a dire ma guardi, stanno arrivando dei soldi, non ho sentito niente. Grave incidente ieri intorno alle 13 a Cessalto, un furgone si è schiantato contro un platano, a perdere la vita l'uomo che era al volante, un 53enne del posto. Le lamiere accartocciate, quel che resta del furgone nel fossato, ennesima tragedia della strada ieri intorno alle 13 in via Calnova tra Cessalto e Motta di Livenza. A perdere la vita è un 53enne del posto, Franco Battistella. Per cause ancora da accertare l'uomo ha perso il controllo del mezzo e prima si è schiantato contro un platano, poi ha terminato la corsa dentro un fossato. A dare l'allarme un ex maresciallo dei carabinieri che ha notato il furgoncino Fiat Doblò. Sul posto sono arrivati subito gli uomini del 118, i vigili del fuoco e di carabinieri. Per Battistella purtroppo non c'era più nulla da fare, è morto sul colpo, violentissimo l'impatto contro il platano.
La provinciale è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per oltre 3 ore per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo. Le forze dell'ordine ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 53enne potrebbe essere stato colto da malore. Shock in paese dove Battistella era molto conosciuto. Era imprenditore e artigiano edile, viveva a Sant'Anastasio di Cessalto. Aveva 2 figli, la più grande è una studentessa universitaria, la minore è un adolescente. Nelle prossime ore sarà fissata la celebrazione funebre. E sempre ieri, ma nel pomeriggio, lungo l'Alemagna, Vittorio Veneto, scontro frontale tra 2 auto, violento l'impatto, 3 le persone rimaste ferite, una in maniera più grave. Sono stati tutti trasportati all'ospedale, sul posto, i vigili del fuoco e la polizia che dovrà ora chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è stato recuperato questa mattina l'aereo storico precipitato ieri sul Piave, illeso miracolosamente il pilota, oggi già sul posto per il trasporto nell'hangar di Nervesa. L'uomo ha confidato ai nostri microfoni: è la seconda volta che vado giù con questo velivolo, adesso basta, lo rottamo. Purtroppo sono un po' sfortunato perché con questo aeroplano ho già vissuto un'altra e avevo pensato che si fossero risolti i problemi. Evidentemente i problemi non si sono risolti, perché quando una cosa nasce male sotto il profilo aerodinamico, sotto il profilo di bilanciamenti e cose del genere, bisogna rinunciare a usarla. Ho provato ma praticamente mi ha detto basta, falla finita, rottamami. Fine anno con rottamazione per questa riproduzione di un aereo tedesco da ricognizione della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, poco dopo mezzogiorno, pompieri, ruspe del posto e soprattutto gli amici dell'aeroclub Jonathan l'hanno recuperato dopo la brutta avventura di ieri, finita, è il caso di dirlo, miracolosamente con un ammaraggio a testa in giù sul Piave. E non appena l'aereo è stato depositato all'asciutto sono iniziate le operazioni di smontaggio. È stato un cavo di potenza costante che mi manteneva per aria, ma non a sufficienza da riprendere quota. Poi ha scelto di ammarare a un certo punto? Sì, poi è subentrato anche un problema tecnico sul trim che mi è andato a fondo forse a picchiare. Questo trim, che è un comando, per contrastarlo ho dovuto effettuare una cabrata, ma ero ormai basso e praticamente ha toccato il codino di coda, ha toccato l'acqua. Esperienza di una vita da pilota all'Italia, ma anche una buona dose di fortuna hanno schivato la tragedia per sé e per gli altri. Situazione che, come abbiamo sentito, non si ripeterà, almeno con questo aereo, perché, ci dicono gli appassionati, il destino non va sfidato più di 2 volte. E per chi dopo questo fatto mette in dubbio anche la sicurezza degli altri velivoli storici, il presidente dell'Aeroclub di Nervesa ribatte. Allora, nel caso di questo aeroplano, questo è un ultraleggero, è una replica di un aeroplano famoso della Seconda Guerra Mondiale. Gli aerei della Fondazione sono quasi tutti delle repliche ricostruite, quindi sostanzialmente degli aeroplani nuovi come anno di costruzione, salvo il Tiger Moth, che quello è un originale del 1941 che, seguendo i programmi di manutenzione previsti, va sempre tenuto in efficienza. Brutta sorpresa questa mattina a San Bartolomeo, frazione di Breda di Piave. Malviventi hanno rubato in chiesa entrati, pensate, dal bruciatore del riscaldamento. Signor Benedetto. Dai, non si può fare i ladri, non siamo buoni. Poche parole che raccontano tutta una vicenda che rimarrà come molte altre nella storia del piccolo paese di San Bartolomeo lungo le rive del Piave. Tutti ricorderanno i ladri del bruciatore, nel senso che l'attrezzo per scaldare non se lo sono portato via, ma l'hanno usato per entrare in chiesa. Hanno rotto i cenili della porta, hanno tolto il pannello. Hanno tolto questo pannello. Questo qua. Sì. Svitatelo. Sono entrati dove c'è il tunnel di ispirazione. In chiesa. Ladri che non solo hanno affrontato polvere e fuliggine, ma una volta tra le sacre pareti hanno puntato dritto alla sacrestia. Hanno cercato di entrare in sacrestia, però di là c'è un cagnolaccio grande, in modo che così la porta era chiusa. Non contenti della devastazione, hanno pensato bene di uscire forzando una porta, per poi scassinare il portone esterno della sacrestia. Totale 4 infissi fuori uso. Se entravano direttamente da qua non facevano tutto quel lavoro che hanno fatto. Così sono più i danni che il valore portato via.
Ecco, ma poi alla fine hanno portato via cosa? Solo denaro oppure come? Sì, denaro. No, non è stato toccato niente di calici, niente, toccato niente, solo denaro. Più o meno 400 euro, frutto delle offerte di più domeniche, visto che qui il parroco non vive da tempo, che diventano 800 contando i danni. Quanta fatica per portare via in proporzione così poco, commentano i fedeli accorsi subito con i propri attrezzi per iniziare le riparazioni. In proporzione un lavoro onesto, magari nei campi vicini, avrebbe fruttato di più per corpo e l'anima. Già perché, continuano i parrocchiani, si dice che San Bartolomeo sia poco clemente con i ladri, figurati con quelli che gli devastano la chiesa. Ma intanto il santo un piccolo miracolo l'ha fatto qui lungo il Piave, richiamando tutti, anche in ciabatte, attorno alla loro chiesa. Segno di appartenenza, dicono i laici, segno di fede per i credenti, ma noi pensiamo sia semplicemente segno di rispetto per le proprie radici e la propria comunità, che ai ladri, quasi ridendo, manda a dire: Inutile che vengano qua, soldi qua non ce ne sono. Sono in... Non sta dicendo che lei è il prete. Perché? No, perché sapevo che dicendo che è del parroco, va tutti dal parroco di A. E adesso l'arresto di 2 albanesi ad Orsago grazie alla tempestiva segnalazione giunta ai carabinieri. Arrestati 2 albanesi di 21 e 35 anni residenti a Orsago dopo una segnalazione giunta al 112. Raccontava del fare sospetto dei 2 in via Palù, sempre ad Orsago, ed in effetti non sbagliava. Occultata nella cintola dei pantaloni di uno dei 2 una revolver 357 Magnum con all'interno 6 proiettili, risultata oggetto di furto avvenuto nel 2008 ai danni di un istituto di vigilanza privata di Fossò nel Veneziano. Ritrovato inoltre un altro proiettile di calibro diverso ma non compatibile con la pistola. Ritrovato pure nello zainetto dell'altro un piede di porco, un cacciavite di grosse dimensioni, uno strumento tagliavetri, una torcia, guanti in pelle e berretti di lana. Tutto questo grazie al tempestivo arrivo dei carabinieri di Vittorio Veneto, che hanno subito fermato e controllato i 2, ora arrestati per concorso in porto abusivo di armi aggravato dalla circostanza di trovarsi in luogo abitato. Inoltre il 21enne è stato denunciato per ricettazione in quanto la pistola rinvenuta in suo possesso risultava rubata. Con l'occasione i carabinieri invitano la cittadinanza a segnalare al 112 la presenza di persone e mezzi sospetti, soprattutto se viste nel tardo pomeriggio verso sera vicino a zone residenziali, al fine di poter garantire la più ampia prevenzione possibile. Grave incidente questa mattina intorno alle 9 nei boschi di Revine e Lago. Un 50enne è stato colpito da un tronco mentre stava tagliando della legna. L'uomo ha riportato un trauma alla schiena. Sul posto l'ambulanza e l'elicottero del SUEM che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Treviso. Le condizioni del 50enne sono ritenute gravi. Sul posto anche i carabinieri. E tragedia ieri a Vascon di Carbonera, un giovane di 19 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, ancora da chiarire le cause, tra le ipotesi quella che si possa trattare di un'overdose da cocaina. Il padre aveva tentato più volte di mettersi in contatto con il figlio 19enne, ma nulla. Il ragazzo originario di Palermo e residente a Vascon di Carbonera non rispondeva più al cellulare. Così il genitore preoccupato ha allertato il proprietario dell'appartamento dove il giovane viveva da solo. Quando l'uomo è entrato in casa lo ha trovato ormai senza vita. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine. Secondo gli investigatori il ragazzo potrebbe essere morto a causa di un'overdose da cocaina. Accanto al corpo sarebbero stati trovati 3 ovuli consumati in piccole dosi. Sarà l'esame autoptico comunque a stabilire la reale causa del decesso. Il ragazzo lavorava come cameriere in un ristorante di Treviso. Era molto conosciuto, tantissimi messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Non solo, ma nella sua pagina di Facebook sono stati moltissimi a volerlo salutare. In attesa di chiarire le cause di questo decesso si riaccende la discussione sull'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi. È diventato un problema gravissimo, a dirlo il Gerardo Favaretto, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell'USL 2 Marca Trevigiana, che dice come i danni fisici e mentali siano devastanti. Devo dire che il problema dell'uso di sostanze è veramente un grandissimo problema oggi nella nostra società trevigiana, regionale, italiana. Perché? Perché sono cambiate le cose, è cambiata in maniera radicale l'accessibilità, la possibilità di trovare sostanze. Pensiamo ai giovani di oggi che insomma dovunque vadano e comunque in qualsiasi contesto si trovino hanno un'offerta di queste sostanze, quasi che questo fosse uno dei modi standard o fosse il modo standard per stare insieme, per fare gruppo, per trovarsi insieme. Questo
Sicuramente è un grande problema, perché espone poi i giovani a dei fattori di rischio importanti. L'uso di sostanze, di qualsiasi sostanza, dall'alcol al fumo alla cocaina, aumentano i fattori di rischio sia dal punto di vista della salute fisica ma soprattutto dal punto di vista della salute mentale. Noi abbiamo un osservatorio in cui ci rendiamo conto che l'uso di sostanze sta diventando un problema enorme per la salute mentale delle persone e soprattutto dei giovani, che magari cominciando in adolescenza, da molto giovani, compromettono il loro neurosviluppo, per cui sostanze come cocaina, come fumo, interferiscono in maniera drammatica con lo sviluppo del cervello, che a 15, 16, 17 anni ancora non si è completamente formato, con poi degli esiti che rimarranno tutta la vita, quando laddove non succedono appunto incidenti più tragici e più drammatici. Voltiamo pagina per parlare di autonomia dopo le parole di ieri del vice premier Matteo Salvini. Una rivoluzione non si fa in un quarto d'ora e comunque avevamo detto entro l'inverno, che finisce con il 21 marzo. Tra l'altro il mio compleanno è il 9 marzo, per cui sarebbe un bel regalo per me, lombardo, che ho votato il referendum. Ci pensa il vice premier Salvini a ridare fiducia ai veneti a proposito dell'autonomia, perché dopo le frenate prima dell'altro ministro Di Maio, poi del presidente del Consiglio Conte, dai cittadini alle categorie economiche il pessimismo è cresciuto. Adesso però il leader del Carroccio segna le prossime tappe dell'iter. Per il 15 gennaio è fissata la chiusura del lavoro tra i ministeri, perché si tratta di un passaggio storico mai fatto prima e quindi è giusto approfondire tecnicamente tutti i temi. Entro il 15 febbraio, continua Salvini, sarà pronta la proposta del governo e ricordo che nel contratto di governo c'è l'applicazione di quanto votato al referendum. A quel punto comincerà la trattativa con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il premier Conte aveva dichiarato che lo Stato non avrebbe trasferito tutte le competenze, parole alle quali era seguita la replica del governatore Zaia, che aveva detto: o troviamo l'intesa per le 23 materie o non firmo. A tal proposito, chiarisce Salvini, saranno delegate tutte quelle previste in Costituzione. Chiaro che come Lega siamo a favore della massima autonomia possibile e che nel Movimento 5 Stelle c'è più prudenza, ma vedrete che troveremo l'accordo anche su questo. Affermazioni che vengono accolte con soddisfazione dal presidente del Veneto. Ottime le dichiarazioni di Salvini sull'autonomia. A questo punto spero che tutti si zittiscano, gli increduli, gli scettici, quelli che difendono gli sprechi e soprattutto coloro che tifano perché non si faccia nulla, ha detto Zaia, che poi ha aggiunto: ringrazio Matteo Salvini che in qualità di vice premier e non ultimo di segretario della Lega conferma e chiarisce fino in fondo la roadmap per l'autonomia. Siamo di fronte ad una riforma epocale, lo vorrei dire a chi sta lì col bilancino a valutare millimetricamente tutte le dichiarazioni. Penso che Salvini sia riuscito a portare nel contratto del governo l'autonomia, perché questa è la dote che nel contratto di governo ha portato la Lega. Sono sicuro che i 5 Stelle prosegue e non potranno che essere al nostro fianco per realizzare l'autonomia. Il 21 marzo è vicino, noi siamo pronti, ha concluso il governatore. E quello dell'autonomia sarà uno dei temi che toccherà il governatore del Veneto Luca Zaia nel suo messaggio di fine anno, che andrà in onda questa sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15, subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica. Autonomia appunto, ma anche la ricostruzione della montagna devastata e poi le sfide che attendono il Veneto e i veneti per il 2019. Appuntamento dunque alle 21:15 su Antenna 3. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. È di ieri la notizia dell'approvazione in finanziaria della tassa di soggiorno a Venezia anche per i cosiddetti turisti mordi e fuggi. E subito sono sorti i dubbi, anche i veneti dovranno pagare per visitare Venezia. Dall'assessore al turismo della regione Canera arriva una proposta. Tassa fino a 10 euro per stare a Venezia, anche solo per poche ore. Ieri è stata approvata a Roma e subito in Veneto si sono formati i partiti dei favorevoli e dei contrari. Tra i primi naturalmente veneziani residenti, mentre nelle file dei secondi ci sono gli albergatori del litorale e diverse amministrazioni della città metropolitana. In mezzo ci sono i veneti dal lago di Garda al Tagliamento, passando per Treviso. Lei è da Treviso e a Venezia ci va per lavoro. Noi siamo trevigiani, cosa dobbiamo pagare la tassa pure noi? Ma guardi, questa è una delle cose che io volevo proporre. Se questa tassa effettivamente passerà, secondo me deve essere esclusivamente per i turisti e non per i residenti. Importante è che a sottolineare la differenza sia il titolare del turismo del Veneto, ma c'è il problema di come evitare il balzello, visto che sarà applicato dei sostituti d'imposta, ovvero treni, autobus, taxi, insomma tutti quelli che turisti e non li portano a Venezia.
Ecco allora dalla Regione già pronta la soluzione. Una carta Veneto per i veneti. Del resto noi abbiamo già la card Venezia, è una legge regionale che ha previsto questa card di mobilità di trasporti per tutti i residenti in Veneto. Per lo stesso motivo io penso che un qualsiasi cittadino veneto, dato che paga anche le tasse, abbia il diritto di potersi spostare in qualsiasi città del Veneto. L'anno che inizierà tra pochissime ore potrebbe essere quello del cambio al vertice della diocesi di Treviso. Monsignor Gardin potrebbe lasciare giusto 10 anni dopo il suo insediamento nel palazzo di Piazza Duomo. Il 2019 porterà a Treviso un nuovo vescovo? Sono già in molti a porsi questo interrogativo per una diocesi tra le più estese d'Italia, che va oltre i confini della Marca, lambendo il pordenonese ma anche il veneziano e il padovano. L'unica cosa certa è che Monsignor Agostino Gardin il 15 marzo festeggerà il 75° compleanno per la Chiesa, soglia dal ritiro del servizio attivo. E potrebbe concludere la sua esperienza trevigiana giusto 10 anni dopo la sua entrata in Duomo, il 18 dicembre del 2009. È il 94° vescovo trevigiano ed ha caratterizzato la sua attività pastorale al silenzio e alla riorganizzazione della diocesi. Poche ma incisive le sue prese di posizione nei confronti del mondo laico, l'ultima ai sindaci convocati per Natale, ai quali, pur nella dimensione evangelica, non ha risparmiato osservazioni, soprattutto in relazione agli ultimi e all'accoglienza dei migranti. Ma proprio per l'alta levatura morale dei suoi interventi, da diverse parti e in più occasioni, si sono levate voci per un maggior interventismo della diocesi. E per questo molti auspicano per questo 2019 un cambio della guardia in tal senso. Tra i nomi circolanti c'è Monsignor Corrado Pizziolo, ora vescovo della Consorella Vittorio Veneto, in relazione ad un progetto di accorpamento delle diocesi legate alla generale crisi vocazionale. Proposta che sarebbe da tempo sul tavolo di Papa Francesco. Altro nome circolante è quello del vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, legato alla sua esperienza nel mondo missionario e quindi ai temi dell'immigrazione. E già qui qualcuno legge una risposta politica della Chiesa nei confronti di un territorio dove il tema dell'accoglienza è decisamente poco sentito e non solo dal mondo laico. In diverse piazze della Marca stanno per prendere via i festeggiamenti per il 2019, ci si può divertire anche senza eccedere, allora ascoltiamo i consigli della polizia. Ormai mancano poche ore alla fine del 2018, tutto pronto per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In Piazza dei Signori musica, balli e fuochi d'artificio che partiranno dalla Torre Civica. Divertitevi ma non eccedete, non sballate, l'invito delle forze dell'ordine. Tra l'altro il sindaco di Treviso Mario Conte ha firmato l'ordinanza che impedisce l'accensione e il lancio di fuochi, lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretti a razzi in tutto il territorio comunale, tranne che nei luoghi e per gli eventi autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza. Non solo, ma sono stati rafforzati i controlli in tutte le strade maggiormente frequentate. Non esageriamo perché molte volte l'uso dell'alcol porta a degli atteggiamenti che sono inconsueti in una persona normale di tutti i giorni, che non vengono però valutati dalla legge come degli esimenti, ma vengono praticamente considerati come degli aggravanti. Quindi brindare è una cosa normale, ma non eccedere mai. Per quanto riguarda le bombolette urticanti, dove ci sono degli ammassamenti di persone è un grosso rischio. Quello che può comportare l'uso smoderato o quantomeno incosciente o delinquenziale di certe persone che lo utilizzano, abbiamo visto quali possano essere poi le conseguenze. Quindi io invito a lasciarlo a casa. In Italia l'uso di questo spray è legale solo per la legittima difesa, ha spiegato anche il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Nel caso non venga utilizzato a queste condizioni viene considerato illegale e il suo utilizzo può avere conseguenze molto gravi. Anche in Piazza Giorgione tutto è pronto per il grande concerto. Controlli e misure di sicurezza in tutte le città della provincia per garantire un capodanno sereno ai cittadini. Nel cuore di Vittorio Veneto musica e cibo in piazza, così come a Conegliano. L'appello della polizia ai cittadini che vanno in centro. I delinquenti non vanno mai in ferie e difficilmente vanno a divertirsi, e quando ci sono invece tante persone che vanno a divertirsi, per loro è un richiamo al lavoro, come naturalmente lo è per noi. Quindi massima attenzione quando si lascia l'appartamento per andare in piazza.
Passerà sicuramente un capodanno speciale Tigre, un gatto che di speciale ha avuto un'eredità, 1,5 milioni di euro che il suo padrone ha deciso di lasciargli nel testamento. L'uomo, 79enne di origini trevigiane ma da tempo residente a Milano, era celibe senza parentela diretta e così ha deciso di lasciare questa eredità al suo fidato amico, il suo Micio. E adesso per la nostra rubrica dedicata ai presepi vediamo quello realizzato a Ponzano. Siamo giunti al 10° anno di questa rassegna, dove invitiamo un po' le famiglie del territorio di Ponzano a partecipare di propria inventiva con una creativa e a interpretare la natività secondo i loro gusti, secondo i loro metodi, insomma. Sono un po' tutti speciali a loro modo, c'è un presepio fatto con le tazzine delle nostre signore che vengono qui abitualmente, ci sono i disegni delle scuole materne che sono molto belli, c'è un presepio anche sviluppato su una base del violino e c'è il classico presepio che interpreta la natività, insomma, classica. La rassegna dei mini presepi è visitabile, noi siamo a fianco alla chiesa di Ponzano Veneto, nell'area adiacente subito alla canonica. La mostra è aperta nelle mattine dei giorni festivi, dalle 9:30 alle 12:30. L'associazione Noi e la parrocchia di Ponzano augura a tutti voi delle serene festività. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, non mi resta che augurarvi un felice inizio 2019. Grazie per l'attenzione, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Il nuovo anno inizia all'insegna del bel tempo. Ecco il dettaglio del 1° gennaio 2019. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure meridionali, talvolta anche persistenti. Più sole altrove, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 3 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 9 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà il sole a prevalere, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addensamenti sulle coste al pomeriggio. Temperature stazionarie con minime comprese tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime sui -5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 3 e 5 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.